Tanti cittadini e cittadine del territorio si sono dati appuntamento in Piazza Indipendenza questa mattina per dire no alla violenza e ad ogni forma di sopruso e prevaricazione nei confronti delle donne. Dopo la conferenza stampa in municipio, dove sono stati presentati i dati sull'andamento del centro antiviolenza per il 2023 e dell'ULSS, la piazza si è animata con l'iniziativa Gli uomini dicono no alla violenza contro le donne. Quest'anno abbiamo registrato poco più di 50 donne che hanno avuto accesso al pronto soccorso, spesso anche in condizioni molto gravi. A livello di consultorio sono 70 le donne prese in carico, però sono più di 100-109 i minori che vivono in situazioni di difficoltà, in famiglie dove alberga la violenza, che vengono seguiti dai nostri servizi di età evolutiva. Sono numeri importanti per questo territorio, temiamo che ci siano altri numeri che non conosciamo. Abbiamo fatto un lavoro capillare, abbiamo iniziato a mettere tutti gli adesivi con il numero di telefono antiviolenza nei locali pubblici, nelle scuole, abbiamo campagne di sensibilizzazione appunto anche nelle scuole, campagne di sensibilizzazione sulla violenza economica che l'abbiamo fatta con Banca d'Italia, corsi di difesa per le donne e adesso stiamo organizzando per il mese di febbraio un altro corso perché abbiamo un sacco di richieste, perché noi siamo il pronto soccorso, come si può dire, della violenza e che appunto tutta l'equipe lavora per sostenere le donne che la subiscono. Un momento significativo della mattinata è stato la lettura da parte delle componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune di lettere scritte dagli uomini che stanno ai vertici delle istituzioni, associazioni di categoria, aziende ma anche forze dell'ordine, tutti per sensibilizzare le persone contro ogni forma di violenza. La proposta è stata questa: facciamo parlare gli uomini della violenza sulle donne, no? Sentiamo come vivono, che episodi ci possono riportare, quali idee, quali soluzioni possono avere gli uomini che rivestono ruoli importanti. È importante quindi far capire che anche dalle istituzioni, anche in quelle dove c'è un uomo al vertice, c'è una sensibilità particolare. La questione femminile, la parità di genere si affronta quotidianamente sul posto di lavoro, tra i banchi di scuola. Ci sono i piccoli soprusi, le angherie, le sopraffazioni, anche le battute impertinenti e volgari. È una questione di educazione e non parliamo solo di ragazzi ma anche di noi adulti. È una presa d'atto del fatto che non siamo arrivati, che c'è ancora molta strada da fare e è importante parlarne tra di noi, parlarne con i ragazzi per cambiare anche una mentalità ancora diffusa. E se tanto si è fatto e si sta facendo, tanto ancora rimane da fare. Invitiamo tutte le donne e tutte le persone che conoscono situazioni di violenza a segnalarle ai nostri servizi o anche il numero nazionale, il 1522. Bene, viene la nuova legge che è stata varata giovedì scorso e l'aspettiamo alla Gazzetta Ufficiale per fare dei corsi programmati sull'affettività nelle scuole. Le scuole devono essere, insieme alle famiglie, devono essere coinvolte con programmi che entreranno a far parte nella quotidianità come l'italiano e la geografia, quindi i corsi di educazione affettiva sono fondamentali per fare un cambiamento. La funzione genitoriale è importante, poi c'è la funzione della scuola e le istituzioni che siamo noi per l'aiuto e il sostegno alle donne. I carabinieri di San Donà hanno una stanza riservata per le donne che hanno necessità di esprimere un disagio. Molti uffici hanno aperto uno sportello d'ascolto, l'INPS per esempio, ieri ringrazio qui il direttore, il dottor Marco Cappello, che ha aperto uno sportello rosa. Ci si può rivolgere al centro antiviolenza anche in anonimato e non chiedono documenti. Avere la fiducia, ricevere la fiducia della persona che parla è il primo passo per poter denunciare e ricevere il sostegno e il soccorso indispensabile.